Sì, io vorrei dare un contributo di pensiero in questi termini. Se noi lo mettiamo come scontro di civiltà non ne veniamo fuori, però bisogna partire da una constatazione che è quella che avevo avvicinato prima, che Islam vuol dire teocrazia. Bisogna che lo capiamo, non è solo una religione, è una religione che vuole diventare istituzione, Stato, e vuole fare delle due cose un tutt'uno. Allora dobbiamo partire, questa è un'opinione meditata, secondo me, dobbiamo partire da che cosa? Dalla valorizzazione dei principi di legalità e laicità. La legalità perché innanzitutto se noi la facciamo valere non entrano le persone qui come siamo abituati a farle entrare violando tutte le leggi e quindi intanto c'è una cautela che viene data, un filtro di legalità. Poi l'altro principio è della laicità. Dobbiamo assolutamente mettere in chiaro che noi vogliamo istituzioni laiche, perché solo all'interno di un contesto ordinamentale laico che tutte le espressioni di fede, di religione, io direi di spiritualità, la prenderei ancora con un'espressione più ampia, perché già fede mi dà senso di integralismo, già religione mi dà senso di contrapposizione, parlerei di spiritualità, così comprendiamo tutti. Uno Stato laico garantisce tutte le espressioni di spiritualità. Per avere uno Stato laico bisogna partire, se mi è consentita una nota, dalla grandissima esperienza della Serenissima. Lei citava prima Marco d'Aviano, io ricordo che nel 1606 la Repubblica Serenissima fu destinataria di un interdetto di Paolo V, se non sbaglio, il quale rivendicava a sé il potere di giudicare di alcuni religiosi che avevano commesso dei gravi misfatti di rilevanza penale. Diceva no, sono dei religiosi che vivono all'interno della Repubblica Serenissima, però siccome sono religiosi io Papa voglio processarli. La Repubblica dice assolutamente no. Questi fatti sono avvenuti all'interno dei confini della Repubblica, li processiamo noi. Li processiamo con le leggi della Repubblica, nessuna distinzione rispetto ai reati che sono stati compiuti dal fatto che siano stati compiuti da religiosi o da civili. Qui valgono le leggi di uno Stato laico. E per difendersi la Repubblica dall'interdetto di Paolo V mandò in campo quel grandissimo uomo sul quale dovrebbe essere fatto un altro film come su quello di D'Aviano, quindi qui lo dico all'assessore, che è Fra Paolo Sarpi. Grandissimo personaggio, pressoché sconosciuto nelle nostre scuole, dovrebbero insegnarglielo già dalla prima elementare, quantomeno il nome, poi farglielo conoscere. Un uomo grandissimo di intelligenza e di visioni. Lui religioso, capiva l'importanza di difendere il valore dello Stato laico rispetto al potere religioso che voleva prevaricare, perché se vogliamo, noi parliamo di cristianesimo che è diverso dall'Islam, in quel momento, in forme diverse, in un'epoca diversa, il cristianesimo rappresentava una commistione tra il potere temporale che governava gli uomini e le coscienze evidentemente e il potere politico e religioso, faceva un tutt'uno. Quindi stiamo attenti, in questo senso io sarei prudente, ma oggi dobbiamo difendere, ripeto, direttore, la cosa meriterebbe ovviamente più adeguato approfondimento. Dobbiamo difendere la legalità perché non abbiamo bisogno di nuove leggi, dobbiamo farle rispettare quelle che ci sono. Non si vanno a prendere gli immigrati con le navi, non si vanno a prendere, si fa prevenzione, si fa ai loro porti, si chiede un'autorizzazione internazionale, si va a presidiare i porti, si bloccano, sequestrano, in qualche modo si impedisce a quelle navi che ci sono sui porti dell'Africa di partire. Questa è la prevenzione che andava fatta, altro che le due iniziative che l'Italia prima e l'Europa poi insieme all'Italia hanno attuato. Quindi la legalità, primo principio. Il secondo, lo Stato moderno è nato proprio grazie alla Serenissima che ha difeso la laicità delle istituzioni, perché a Venezia, ne è un esempio, dobbiamo esserne orgogliosi, a Venezia che era uno Stato laico per antonomasia, per eccellenza, che ha saputo interpretare al meglio questa ampiezza di visione, che non vuol dire escludere gli altri, avevamo tutte le religioni. C'erano i turchi perfino a Venezia, c'erano i greci, c'erano gli ortodossi, c'erano gli ebrei, c'erano i cristiani, c'erano tutti. Armeni, c'erano tutti. Perché? Perché c'erano tutti e non c'era dissidio? Perché più forte era l'idea dell'ordinamento laico dello Stato. E noi dobbiamo batterci, per carità di Dio. L'identità è una cosa forte, è un'identità storico-sociale. Quella religiosa appartiene alla libertà, che può anche essere elemento identitario, ma lo Stato deve essere laico per garantire la espressione di tutte le spiritualità, le religiosità, le fedi del mondo.
Questo è Venezia, vedete l'attualità, 1606, lo Stato moderno non era ancora nato, non avevamo ancora l'illuminismo, non c'era ancora Locke che scriveva quei grandissimi pensieri su quella che doveva essere la centralità del soggetto rispetto alle istituzioni. E Venezia dava già un insegnamento al mondo. Oggi siamo tornati indietro di 410 anni, ma per carità, ritorniamo alla nostra storia con la sapienza che Fra Paolo Sarpi, un religioso, ripeto, che difese la laicità della Serenissima, 1606, contro l'interdetto di Paolo V. Abbiamo tutto da imparare, conosciamo la storia. Assessore, la prego, faccia studiare la grandezza della nostra storia, perché non è con le griglie roventi che si fa l'identità veneta, è con la storia, con Marco Daviano, con Fra Paolo Sarpi, con tanti altri personaggi.